mousse senza panna al cioccolato e gelée di fragole. Ingredienti per la pasta a biscotto: 3 uova a temperatura ambiente, 50 g di zucchero di canna, 60 g di farina, 20 g di cacao amaro, un cucchiaino di estratto di vaniglia o aroma a piacere, un pizzico di sale, un cucchiaino di raso di lievito per dolci. Per la mousse al cioccolato: 3 uova, 175 g di cioccolato fondente, 25 g di zucchero di canna. Per la gelée di fragole: 380 g di fragole, 50 g di zucchero di canna, succo di mezzo limone ed infine 6 g di gelatina in fogli. Preparo la base biscotto, rompo le uova e divido i tuorli dagli albumi. All'interno della planetaria inserisco i rossi a cui aggiungo lo zucchero, aziono a velocità 3 e le monto fino a che non saranno diventate chiare. Puoi eseguire questo passaggio anche con una frusta elettrica e se vuoi diminuire i tempi puoi anche decidere di montare le uova da intere, per almeno 15 minuti. Aggiungo poi in più riprese la farina, il cacao e il pizzico di sale e facoltativamente il lievito. Incorporo poi gli albumi montati a neve con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Trasferisco il composto ottenuto in una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno. Livello la superficie con l'aiuto di una spatola e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Intanto preparo la gelée. Come vedi, ho già inserito all'interno di un pentolino le fragole lavate e tagliate a pezzettini, con lo zucchero ed il succo di limone. Usa un colino mentre spremi quest'ultimo, così vedrai che i semini cadono al suo interno. Cuocio per almeno 10 minuti o fino a che la frutta non si sarà cotta. Con l'ausilio del mini piper riduco il tutto in purea. Riporto sul fuoco, questa volta con l'aggiunta della colla di pesce precedentemente messa in acqua e strizzata. Faccio sciogliere quest'ultima e metto da parte. Ora mi occupo della golosa mousse al cioccolato. È semplicissima da preparare, devi rompere le uova e dividere nuovamente i tuorli dagli albumi. Dopo aver montato i rossi con lo zucchero e aver sciolto il cioccolato a bagnomaria e averlo fatto intiepidire, unisco questi due ingredienti. Poi inglobo anche gli albumi montati a neve dal basso verso l'alto e la mousse è pronta. Volendo può essere anche servita così, magari con dei biscotti sbriciolati per creare un fantastico contrasto tra morbido e croccante. Ma tornando alla ricetta, riprendo la base, la inumidisco con della purea di fragole, verso metà della mousse, ripongo in freezer per mezz'ora, dopodiché verso la gelée di fragole. Guarda che bel colore rosso vivo che ha, è fantastica veramente. Ripongo nuovamente in freezer per 30 minuti, infine faccio la stessa cosa con la restante mousse. Decoro con cacao amaro in polvere o, se vuoi rendere il tutto ancora più goloso, con una copertura al cioccolato. Ripongo in frigorifero per un paio di ore e la torta è pronta per essere servita. Un vero e proprio tripudio cioccolatoso, si taglia volendo anche con un grissino, per quanto è morbida. E poi mi piace un sacco la gelée alle fragole, che regala colore ed un'esplosione di sapore a questo dolce. È un dessert fresco perfetto per l'estate. Ti ho convinto a provarlo? Se è così, iscriviti, metti un bel pollice all'insù alla ricetta e condividila sui tuoi social. E se ti piace la combo cioccolato e fragole, clicca nella i delle schede e troverai la torta tenerina.